La manovra del governo non convince i sindacati pronti a scendere in piazza Roma il prossimo 9 febbraio in una manifestazione unitaria. Diversi i punti che preoccupano le associazioni dei lavoratori, tra questi la CGIL Treviso ne evidenzia uno in particolare che riguarda le partite IVA. Il regime dei mimimi forfettari allargati in quella modalità con in contemporanea la restrizione dei tempi determinati del decreto dignità può generare indurre alcune realtà, o meglio alcuni imprenditori in alcuni settori, in particolare logistica, ma in realtà anche edilizia, a in qualche modo non assumere più le persone a tempo determinato, ma a dirgli: vuoi lavorare con me, apriti la partita IVA. Ma questo è solo uno degli aspetti sui quali la CGIL Treviso concentra la propria attenzione, allargando lo sguardo più in generale alla situazione occupazionale nella Marca. Il sindacato fa una fotografia dell'andamento del lavoro dal 1 marzo 2008, all'inizio della crisi, al 30 settembre 2018 e quello che emerge è una grande trasformazione territoriale con aree come quella dei Pieve di Soligo e Vittorio Veneto particolarmente in sofferenza e quelle invece con le maggiori infrastrutture e strade in crescita. Come nei centri urbani più importanti si concentrino le situazioni più dinamiche a discapito invece delle zone periferiche della provincia, in particolare quelle della zona pedemontana. Questo è un dato che deve far riflettere, perché quelle zone non vanno abbandonate. La fotografia della CGIL mostra poi come la provincia di Treviso nel periodo in esame abbia guadagnato oltre 13.300 unità, di questi però solo 1.260 a tempo indeterminato. Crescono agricoltura e soprattutto i servizi, ad indicare una terziarizzazione dell'economia. Soffre pesantemente invece l'industria. Perdono oltre 5.600 unità le costruzioni, ma ancora di più il Made in Italy, legno, mobilio e tessile in calo complessivamente di quasi 9.000 professionalità. In generale, laddove c'è un incremento occupazionale, questo non si traduce sempre, spiega il sindacato, in una migliore qualità delle condizioni lavorative, un aspetto che diventa ancora più tangibile quando si analizza il dato relativo all'occupazione femminile. E se da una parte c'è il ritorno della donna nel mondo del lavoro, e questo è un dato positivo, dall'altra parte la qualità del rapporto di lavoro sicuramente è in un settore, quello dei servizi, nella quale, come dicevo prima, appunto la flessibilità e anche la tipologia del contratto ha dinamiche diverse rispetto a quelle che ci sono in altri settori. L'economia sta rallentando, spiega Giacomo Vendrame, non si è ancora recuperato del tutto quanto perso negli anni della crisi e se non arrivano dalla politica misure adeguate, che chiarisce il segretario generale, si rischia di tornare indietro. La legge di stabilità fa cassa sui pensionati, quindi non risolve il problema dei consumi, non risolve il problema degli investimenti, non risolve i problemi veri dello sviluppo del nostro paese, e quindi impoverendolo il paese o non rilanciandolo.